Gli alpini di Marostica celebrano il tenente Giovanni Cecchin, al quale è intitolata la sezione, con una cerimonia toccante nel luogo in cui la medaglia d'oro riposa assieme a oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale. Un vero e proprio pellegrinaggio davanti alla tomba di Cecchin, che si è spento dopo l'ennesimo assalto all'Ortigara il 19 giugno del 1917. Alla commemorazione era presente, oltre al vessillo della sezione marosticense, anche quello dell'Ana Montegrappa assieme al gonfalone della cittadina murata. A fare gli onori di casa il vice sindaco Mariano Scotton, mentre l'amministrazione di Marostica era rappresentata dalla consigliera Mara Dalla Rosa. Da quando è nata la nostra sezione, approfittiamo sempre di avere questa giornata per ricordare la nostra medaglia d'oro, la cui è anche titolato la nostra sezione. Trema la voce al presidente della sezione quando ricorda il tenente Cecchin, la cui figura e le cui gesta sono ancora oggi un riferimento per gli alpini. Un obbligo, perché commemorare chi ha dato la possibilità e chi ha provveduto a darci la nostra libertà col sacrificio dei nostri genitori, dei nostri padri, dei nostri nonni. E quello vorremmo anche trasferire questi valori ai giovani. Il pellegrinaggio al Tempio Ossario diventa per gli alpini di Marostica un imperativo, ovvero quello di trasferire i valori delle penne nere ai giovani, in un momento storico in cui il sogno di pace è messo a rischio dai venti di guerra che soffiano non lontano dai nostri confini. Viviamo in un momento tragico perché ci sono guerre in tutti i stati ormai e le abbiamo qui alle porte e dobbiamo cercare di lanciare questo segno di pace, perché la pace per noi è il nostro messaggio. Gli alpini di Marostica, concluso il pellegrinaggio alla tomba del tenente Cecchin, si dedicheranno ora alle relazioni istituzionali per perorare la propria causa e portare nel 2028 la dunata triveneta delle penne nere nella cittadina murata. Un obiettivo decisamente a portata di mano.